questo è un altro punto di incontro, ma non voglio svelarvi poi l'intervento del professor Lustro e quindi passo la parola a lui. Grazie mille, buonasera a tutti e tutte, grazie Mario, tutta l'amministrazione per l'invito alla cooperativa Istelare. Allora, questo è dato il compito di provare a tracciare un percorso che in qualche modo trovi dei contatti, delle connessioni, dei collegamenti tra questi due fenomeni che sono stati descritti, che sono fenomeni che abbiamo visto lontani nello spazio, la Sardegna centrale, il Bronx, lontani nel tempo, una tradizione che è consolidata appunto nel tempo, una più recente, in cui i primi protagonisti sono ancora vivi, sono persone che appunto erano ragazzi negli anni 70, e che tutti noi, io direi di prima acchito, percepiamo come appunto fenomeni abbastanza diversi. Cioè da un lato la poesia Autadas che percepiamo, come qualcosa che ha a che fare con la tradizione, che ha appunto origini che vanno lontano nel tempo, legato in qualche modo alla cultura pastorale, fuori dai grandi circuiti dello show business, una pratica locale. E invece l'altro che è un fenomeno moderno, di massa, legato alle tecnologie, come ci ha fatto vedere Diego, di importazione per noi stati, mainstream, diffuso in tutto il mondo, commerciale. Allora, quali sono questi legami? Io inizierei subito dicendo che non ci sono legami storici. Uno non è l'antesignano dell'altro, uno non ha dato origine all'altro, e io direi anche che i due fenomeni non hanno neanche un antenato comune storicamente, insomma, per capirci. Però che cosa li accomuna? C'è qualcosa che li accomuna. La cosa più importante, io direi, sono una serie di processi, di meccanismi, di elementi che sono in realtà comuni a tutte le tradizioni di poesia improvvisata. Cosa intendo dire? La poesia improvvisata è un fenomeno diffuso in diverse parti del mondo, praticamente in tutti i continenti. La Sardegna è un luogo d'eccellenza, molti di voi sapranno che noi abbiamo 4 diverse tradizioni di poesia improvvisata, quella Autadas, la poesia ludorese è quella forse più conosciuta, ma c'è la poesia cantata campidanese, c'è Sarrepentina, ci sono i cosiddetti muttos di montagna, quindi si cantano nella di Meana, Tonara, Desulo, Mandrolisai, eccetera, che sono 4 sistemi completamente diversi. Diversi sono i poeti, chi pratica una tradizione non pratica l'altro, diverse sono le forme metriche, diverso il modo in cui funziona la gara, diverse sono le aree geografiche di diffusione, insomma 4 tradizioni ben consolidate. Ma ci sono tradizioni di poesia improvvisata veramente in tutto il mondo. E se noi volessimo provare a distinguere, forse si possono fare 2 grandi famiglie nel modo in cui le diverse culture degli esseri umani hanno improvvisato. C'è una che diciamo, è quella del canto epico narrativo, cioè ci sono tutta una serie di parti del mondo in cui poeti da soli raccontano, cantano delle epiche. Queste epiche, proprio dei racconti mitici, racconti del passato, possono essere epiche che nel corso del tempo sono state scritte, possono essere epiche che si raccontano ancora oggi per tradizione orale, si chiamano per tradizione orale, e lo fanno cantando da soli, spesso accompagnandosi da uno strumento musicale, lo fanno utilizzando delle formule, cioè non recitano un testo a memoria, ma è un po' come, sapete, come raccontare una barzelletta, no? La trama è quella, ma io ogni volta che te la racconto uso parole un po' diverse, magari ci sono delle parti che ripeto, che sono delle formule, però lo faccio sempre in maniera diversa. E forme di canto epico narrativo da Omero in poi ce ne sono veramente in tutto il mondo. L'altra modalità che noi troviamo è quella della poesia a contrasto. In questo caso abbiamo almeno 2 poeti e c'è in queste forme di poesia una dimensione appunto di contrasto competitiva in qualche modo. Che cosa accomuna queste varie forme di poesia a contrasto? Che ripeto, noi troviamo dappertutto. Le 4 forme sarde sono tutte 4 forme di poesia a contrasto. In Sardegna non abbiamo una tradizione di canto epico narrativo. Che cosa le accomuna ovunque nel mondo? La creazione estemporanea, i versi vengono ideati sul momento. In Sardegna c'è questa cosa molto bella, no? Il termine poesia, Saloesia, però in sardo identifica 2 cose che sono molto diverse. Una è la poesia di meditazione, Saloesia a tavolino, che è una pratica molto, e l'altra è la poesia boh, la poesia improvvisata. Non usiamo lo stesso termine, ma sono 2 fenomeni completamente diversi. Un conto è stare a casa propria davanti a un foglio di carta e mettersi lì a scrivere dei versi, altro e ci puoi stare un anno a scrivere un'ottava, altro conto è salire sul palco, avere almeno un altro poeta di fronte a te e in 1 minuto 50 secondi dover improvvisare un'ottava. Noi usiamo lo stesso termine, ma sono 2 cose molto diverse. Allora, che cosa accomuna
accomuna la poesia a contrasto in tutto il mondo, la dimensione della creazione estemporanea. Quei versi li devi creare sul momento, non esiste poeta, improvvisatore che sale e ti recita dei versi che si è preparato a casa, la prima ottava forse, ma già poi quando deve rispondere è finito. Sono tutte forme di versificazione, cioè quel discorso estemporaneo di due o più poeti sul palco non è prosa, non è un discorso libero, ma diceva il professor Macchina, è un discorso che rispetta delle regole, che sono regole poetiche, quindi ognuna di queste tradizioni del mondo ha la sua forma strofica, la sua forma metrica, ha delle regole che ti dicono come devi fare le rime, di quante sillabe deve essere composto il verso e così via. Ognuna di queste tradizioni ha le sue regole. Altra cosa importante, tutte le forme di poesia a contrasto che noi conosciamo nel mondo, in tutte le forme la poesia non è mai declamata o recitata, ma è sempre cantata, o comunque espressa in una modalità che sta a cavallo tra parlato e cantato. E nella maggior parte dei casi ci sono delle eccezioni, qualcuna è stata citata, l'ottava rima toscana, i corsi, anche la poesia basca, non ha accompagnamento, però nella maggior parte dei casi il poeta che canta i versi che sta improvvisando è accompagnato da voci, da un piccolo coro di 2 voci come succede nella poesia campidanese, di 3 voci come succede nella poesia ottava, quando appunto su tenore si manda via Saoghe, basso incontra Mesoghe accompagnano il poeta, oppure da strumenti musicali, la fisarmonica in sarrepentina, c'è l'organetto nel muto, sono 1000 altri strumenti in altre parti del mondo. E questo è il terzo elemento, quindi questi versi creati sul momento, rispettando delle regole, sono sempre cantati. E poi appunto c'è la dimensione del contrasto, questa forma di poesia si fa a contrasto, non si può salire sul palco a fare una ottava da soli, bisogna essere almeno in 2, si può essere in 3, nella poesia campidanese la gara si fa in 4, ma c'è questa dimensione del dialogo, della contrapposizione, anche della dimensione agonistica, ma diceva Beniazzo anche della collaborazione, no? Perché la gara certo stiamo competendo ma stiamo lavorando assieme per creare una bella gara, quindi questo il duplice lato del competere e del collaborare è sempre molto interessante. Ecco, questi elementi noi li troviamo in tutto il mondo dove ci sono forme di poesia a contrasto. Anch'io come Diego vi ho portato un po' di esempi, vorrei anche iniziamo a essere stanchi, alleggerire questo mio intervento con un po' di ascolti. Vi faccio un'area dove la Sardegna è ricchissima, lo dicevo, un'area dove troviamo tantissima poesia improvvisata è l'America Latina e l'America Centrale, Caraibi e l'America Latina. In Argentina, anzi tra Argentina e Uruguay ci sono los pajadores, sono i poeti improvvisatori che improvvisano accompagnandosi da soli alla chitarra con ritmo di milonga e improvvisano una forma metrica che si chiama la decima, quindi composta da 10 versi con metro ottonale. Vi faccio sentire giusto un piccolo frammento. Taglio un po', non vi faccio sentire la risposta. C'è un'altra tradizione del Sud America che a me piace tantissimo, che la trova paesa colombiana. Questa forma metrica, la decima, è la più diffusa in assoluto, la troviamo in tantissimi paesi. In Colombia usano un'altra forma poetica, sono 2 quartine di versi ottonari con rima ABCD, quindi uno schema molto semplice, ma vedete anche qui è poesia cantata, anche qui è poesia improvvisata, anche qui è poesia a contrasto, 2 poeti si rispondono ed è uno stile molto allegro dal punto di vista della resa sonora e dell'estetica molto diversa dalle cose sarde a cui siamo abituati. Qua sono ospiti a una trasmissione radiofonica. Sentite, una rima libera a
Odia, Fe e Fatima, Che, también quiero saludarlo en el circo de la Meca, Ega. y todos los puertorriqueños, la emisora que se pega. e vanno avanti. Aquí llegó la alegría. Allora, tutte queste caratteristiche che noi troviamo nella poesia sarda, l'accompagnamento, l'improvvisazione, il rispetto delle forme metriche, la poesia cantata, il contrasto, eccetera, le troviamo anche nel freestyle dell'hip hop. L'hip hop, come ha detto Diego, a un certo punto prende questa piega per cui i rapper scrivono canzoni, no? Cioè, se noi compriamo un disco di pop oggi, quello che troviamo è una canzone che è stata scritta, che loro quando incidono un disco e poi se te ne fanno un concerto hanno imparato il testo a memoria e ti rieseguono sempre quello, ma c'è tutta questa componente che nasce nell'origine del freestyle, dell'improvvisazione, che ha tutte le caratteristiche di tutte le altre forme di poesia a contrasto. Faccio vedere un breve contest di freestyle un po'. Talk my shit, get my hits recognition. The shit I spit, I'm too legit, no question, I'm efficient. Lyrical clarity, deeper meanings, I'm too extensive. But anyone that battle me will be the wrong decision. Bars hit your cerebral, causing a darker vision. Cause I'm the type to kill the beat, then gonna start the witness. If you can't catch up to my flaws, you better start your fitness. Because my presence as a rapper, man, I'm more than gifted. Cause all my niggas in the building, check the residence. I swear that paper come first, they got presidents. Face of depression is not only what's wrong with hating. The hardest niggas be bitches, go Beyonce it. Throwing shade, I'm like, what they hate. And I understand why I'm on song, because pre-season. Two it for casualties, but when it's loud, fuck with me now. Niggas can fuck with me, cause niggas can't fuck with me. Try your luck to see come, I outlast them. They better get a pussy play or cancel. Should never judge a book by its cover. That's the bottom line. Cause she can get itchy in the Columbine. 30 for 30, we ain't new to the throne. QC wrong, but get thanks, that's whenever I'm home. Allora, io credo che il confronto tra il freestyle dell'hip hop e la poesia sarda, tra questi due ragazzi che abbiamo visto, il Zizi Masa e Pazzola, si possa fare su questo livello, cioè sono due forme espressive che non hanno una radice storica comune, che hanno due percorsi paralleli, ma che condividono l'essenza della poesia a contrasto, cioè questi quattro elementi che io vi dicevo. Che cosa non condividono? Beh, chiaramente non possiamo fare, questi ragazzi sono molto bravi, ma non possiamo fare un confronto sulla qualità, per esempio, della produzione poetica, ma per una ragione molto semplice. In Sardegna la poesia improvvisata è diventata una pratica professionistica di qualità estremamente elevata, di un gruppo elitario di poeti, come dire, proprio anche per logiche di mercato. Oggi avremo una decina di sardi ai quali diamo la dignità del palco, che noi consideriamo abbastanza bravi da poter salire sul palco a fare una gara. E come tutti sapete, una gara poetica costa anche per una legge del mercato molto semplice. Siete in 300 paesi all'anno a volere una gara poetica, siamo in 10 a saperlo fare a quel livello, molta domanda, poca offerta e il prezzo sale. C'è questa forma di specializzazione. Io immagino che fosse stato molto diverso quando la poesia logudorese non era poesia da palco. Mi vengono due esempi. Sapete che c'è questa data mitica di nascita della poesia logudorese, 1896, Antonio Guedo, Ziella, Primagara, eccetera. C'è un saggio di uno studioso non sardo che si chiama Pietro Nurra, che si occupa di poesia sarda, che descrive una gara poetica a Olmedo 2 anni prima, 1894. È una descrizione molto bella. Lui va lì a una festa e in una casa ci sono queste persone che improvvisano, lui trascrive le ottave, ma non cantano solo in ottave, usano anche altre forme. La poesia non è ancora stata regolamentata. Oppure quello che diceva Mario prima, l'altro esempio che ne veniva, io sono gallurese di origine, in Gallura si improvvisa, ma la poesia gallurese non è mai diventata una forma professionale da palco. E noi abbiamo, c'è una registrazione molto famosa, forse qualcuno di voi la ricorda, in un disco del Galletto di Gallura, degli Aggius, c'è Salvatore Stangoli che fa un brindisi alla tazza, cioè che da solo improvvisa in una forma poetica cantando dei versi che sono quelli che si facevano per il matrimonio. La poesia gallurese non è mai arrivata alla dignità del palco. Ecco, io immagino, forse forme di poesia non professionistiche dove gli sposi, due amici che sanno fare qualche verso improvvisano, sono paragonabili come qualità della produzione poetica
a dei ragazzi che fanno freestyle per hobby. La poesia sarda è diventata questa forma di professionismo, per cui ovviamente il confronto noi non lo facciamo da quel punto di vista lì. E poi c'è anche un altro discorso, che quando tu confronti tradizioni poetiche diverse devi tenere in considerazione anche quelle regole che cambiano da una tradizione all'altra. Anche la poesia a ottave, la poesia con tetto lungo campidanese o sarraghettina non le puoi confrontare, perché ci sono forme poetiche che magari sono più complesse. Ideare e cantare un tetto lungo è una cosa 100.000 volte più complesso di ideare e cantare un'ottava. E tu in un'ottava, in un minuto, canti 8 versi dove puoi dire 8 versi di cose. In un tetto lungo tu canti per 5 minuti, devi fare tutte le saltorrada, la retrograda, eccetera, e stai cantando 2 versi. Il modo in cui infatti i poeti campidanesi fanno così è molto diverso, loro parlano quasi per proverbi, per epigrafi. Cioè io sono lì, salgo, canto per 5 minuti, ma il vero contenuto, San Rubertanza, sono 2 versi. Allora il mio modo di argomentare è molto diverso da un poeta logudorese che in 5 minuti fa i 50, cioè i 40 versi per argomentare. Quindi diciamo, il confronto non regge se tu non tieni in considerazione anche il fatto che ogni tradizione poetica ha le sue regole e alcune forme metriche sono molto più complesse delle altre. Allora, Diego ci ha fatto la storia dell'hip hop, si è fermato in un punto che sono gli anni 90. Negli anni 90, grazie alla discografia, come diceva lui, l'hip hop si diffonde outside USA, arriva in tutto il mondo e arriva anche in Sardegna, e quindi dagli anni 90 in poi queste due tradizioni si incontrano concretamente, si incontrano perché appunto la cultura hip hop attraverso i dischi arriva nell'isola, non perché i giovani sardi vanno nel Bronx o non perché appunto gli afroamericani del Bronx vengono in Sardegna, attraverso i media i sardi conoscono la cultura hip hop e lì succede una serie di cose interessanti. Per esempio succede che molti giovani sardi si appassionano a questa cosa, imparano a farlo, imparano anche a improvvisare, a fare il freestyle nello stile del rap, e qualcuno lo fa anche in sardo. Vi porto un esempio di un progetto, una manifestazione nelle intenzioni simili a questa, fatta alcuni anni fa a Tarasuni, dove ci fu un piccolo confronto fra 2 rapper, tra l'altro uno sarà anche protagonista qui, e poi ci fu invece una gara poetica con Dionigi Bitti e Giuseppe Porco. Faccio vedere un breve frammento. Grazie a Medi, ed umiliatura referendo, binari non ricordo e sarà non difendo, penso dessa vita cavalista, mugini, tu sul seriaso mi c'è scatta e non lista, ehi, vita de grava, sa che dessa buttarica, ed essa guida addonata, da lunga calcolare, studio puro posto e tu sei una tambulana, caro appena detti, un giallo fisica mi piace meda, mamma mia mi dà da Susanto, vita mio, canto torno a domo impiato, bello guido cano come la comparo, vita penai non vi porto in sciolta, trucchi non travolta, quando sta con catrotte e distrotta, sì che tutto sono sano, non canto, non vesti quando da piccola, piega cosa che rosi, faccio tutto pre, messa della destra vesi, originalità, is italiano, la statina, proprio suato, spunto strano, Aristanisi, tu stessa provincia, Giorgi che Toscano, testo a tipo ninja, giapponesi, questo già scesi, faccio tutta cosa in questo tempo su tre crisi, ehi, bella, sa del Giorgio, del rima, sa che messa a mano mo. Grazie a Mera. Onda Serrai, 5 del no, compressa Grai, Cachino, Ponto Sudinai, commenta Giorgio, non doverlo portafoglio, Montonai, Sudinai, a chi mi vedi devora, a singolo, Izai, Occupai, Cica ne comprende per la tua, tanti po' non piccio che tu ti da nova, mamma Roma, non c'è critica, sul mondo fu livello, a slipo più bella industria, e ad indistrutto sa della nostra, santi parao, caso mondo malata, non tu, o globalizzato, santi noga del che arrivai, su me, devora, sposi non imparai e poi se strangeri dalla salsa prevei e sapiccia tenisi a venina bringe non tenisi di nego da manteni e nel busciaca degli abreni e manca essa base di studi reverendo non li chiudi la parola vola lo stesso perché l'amplesso è il momento in cui io do e che la prima che sto coltivando ancora sta crescendo nella pancia straghettando reverendo di degli aici Tarasuni spero siate rimasti felici di questi 2 attori che si sono fatti fuori dando tutto con le parole che te ne rima in suo momento sono contento di che non Giorgi scendo che te lo sto fumetto posso gente che è presente che si impregge di sta cosa e inizia a si sa ma non sa dove va oh Giorgi scendo un po' posato
Questi sono Giorgi Gredio e Reverendo Giorgio. Allora, un'altra cosa per me molto interessante è che questa nuova forma espressiva di cui molti giovani sardi si sono appropriati entra nei contesti tradizionali. Faccio vedere un'altra clip, quando io ho fatto un po' di ricerca su questi temi. Una festa di santo, una Santa Maria a San Luis Stato, e appunto una delle serate c'era il rap col freestyle. Quindi c'è questo piccolo video dove vi faccio vedere le immagini iniziali, potrebbero confluire benissimo in una gara poetica a ottavi, invece vedete appunto che cosa succede. Viva Santa Maria! Questo ovviamente è ancora improvvisazione. Allora, questa cosa dei contesti che si mescolano è interessante. Un altro aspetto per me interessante è, diciamo, la costruzione di un immaginario, cioè i giovani sardi che decidono di dedicarsi all'hip hop, di fare rap, in qualche modo fanno riferimento a quella che considerano la grande tradizione di improvvisazione locale. Sì, si parla, sì, io sono parte della comunità hip hop, vengo da quella gente che ha inventato quelle cose nel Bronx, ma no, si fa riferimento alle cose sane. C'è una cosa molto semplice che viene fatta da tantissimi, che è l'analogia rap-repentina, no? Che suonano alla stessa maniera, ma il discorso è anche un po' più articolato. Vi faccio vedere, io nel 2006 ho fatto un documentario sulla cultura hip hop in Sardegna e c'è un gruppo che allora si chiamava Malos Cantores, in realtà composto da Achilo dei Sarazza, quindi il primo gruppo che nei primi anni 90 fece rap in Sardegna in lingua sarda, e vi faccio vedere uno straccio di intervista. Loro dicono cose molto interessanti, tra cui appunto la scelta del nome Malos Cantores. Loro dicono noi ci chiamiamo così Malos perché noi non siamo i veri cantatori, i veri poeti che sono quelli importanti, noi siamo così figure minori, quindi Malos Cantores. Faccio vedere un frammentino di questo documentario che c'è Malos Cantores riprende in maniera molto importante tutta la tradizione sarda, e quindi sia nell'uso del linguaggio sia nei testi che noi abbiamo comunque voluto elaborare. Sviluppiamo comunque il nostro stile da questo, prendendo comunque, che ne so, da maglia a carta, prendendo i vocalizzi, mettendo questi beat, disegnando le frasi che comunque interessano a noi, suoni chiaramente la netta, però virate in un altro modo, perché non vogliamo comunque riprodurre la cultura sarda, oppure non abbiamo questa arroganza comunque di voler riprendere le loro cose. Noi vogliamo prenderle come base, trasformandole in cose moderne. E forse anche questo è importante, perché poi alla fine è la chiave di tutto. Questa è una vera rivoluzione, più che magari gli artisti folk che continuano magari a proporre delle cose comunque che sono al di fuori, capito, completamente della cultura più suburbana, capito, dei quartieri, dei paesi. E quindi la vera forza del rap e di tutti i gruppi rap sardi è proprio questa, cioè di proporre comunque la lingua sarda in un modo più semplice e veicolare i messaggi.
via, un altro colorico che aprono su tempo, poi sali dalla mente dentro rispetto, tradizione al tipo sacramento, usando il microfono come lo strumento, scritto verso, spero che canta, come canta suave leggero, e sao che te Maria canta, come sonori, per potenti tradizioni, demoni di mezzo emozioni, di strada generazioni, cantatori, fate su retto di scueto, di improvviso che non sei cantata che studente, sapestimenta la Alla la tradizione di improvvisazione appartiene comunque a tantissime culture, cioè a tantissimi popoli, e la Sardegna insomma è rappresentativa con cantatori scandinavesi e cantatori veri sono i cantatori, noi siamo un po' come i cattivi per i cantatori. Devo far entrare nella pista, prova, occhi io dico, terrorista, con la bandiera sempre in vista, scusami se sono su che faccio il lista. E soprattutto anche A me sembra molto interessante, no? Cioè i giovani che fanno rap in Sardegna e in Lingua si costruiscono un immaginario che non fa riferimento agli Stati Uniti, ma che proprio cerca di caricarsi nella tradizione locale. Questo è un altro aspetto interessante. Chiudo con un'ultima cosa: ci sono stati nel corso degli anni dei tentativi di incontro reale tra queste due espressioni. C'è un'esperienza molto conosciuta, tra l'altro fu, ricordo, introdotta da Paolo Pillonca in un festival di Sasperata che si chiama Cannes nel 2007, quindi sono passati un po' di anni. Fecero questo tentativo di una gara poetica tra Su Maestro, che è il leader dei Valentia, uno dei gruppi storici che fa hip hop in lingua sarda in Sardegna, loro sono originari di Mobro, e Giuseppe Porco, per cui Giuseppe faceva un'ottava e Su Maestro faceva 30 secondi o un minuto di improvvisazione freestyle. Dal punto di vista della produzione poetica, Su Maestro, possiamo anche dire che Su Maestro lo sanno, non c'è stato confronto per le ragioni che dicevo, ma l'esperienza fu comunque molto interessante. Santi sperato con coro contento, eso è nido a sottologo, improvvisando in su sardo intento, a sa rimas florire del sfogo. Luleamos come de un gioco il benefatto del suo palco in chima e tutto il basso con stima. E sai saluta tutto così mo, te di questo so, che te chiamati, che te chiamati. Chissà, l'ho detto su cantatori, su maestro, vai tranquillo, ma mi invito su mezzo anche posso visto. Con molta rima solo, già non posso salutare, se potenti sarebbe mia senza da testare. Non scesi da me, e sapere che noi, e so se noi, oppure questa situazione, che sono adesso cose e adesso manche, si sa tutto, dove le date cose come conosci, ci dicono so puro, no, che molto sta prima, c'è nel suo corpo, e arrivi non ne abbiamo intorno, a loro mangio fuoco. Uno di loro, che c'è testi troppo, ancora siamo all'ultimo per tranquillo, non so molto, prima che c'è di volte, non è allora siamo all'ultimo, in alta che sono come che possiamo fare appunto, ma prima c'è di volte, bella, gioco calendare, stato voi sapete che i modi non sono mica stiali, esatto. Taglierei qua, non voglio fare un altro giro perché non voglio abusare del vostro tempo, e io concluderei qua e vi ringrazio per l'attenzione.